Mona da anni c'è in tutti i vocabolari della lingua italiana, quindi la richiesta di Luca Zaia è del tutto inutile perché è già successo. Ne sarà felice il governatore Zaia che, scherzando, aveva chiesto all'Accademia della Crusca di abilitare anche la popolare espressione veneta dopo la notizia che la prestigiosa accademica aveva sdoganato espressioni gergali come esci il cane o siedi il bambino. Il noto linguista padovano, il professore universitario Michele Cortelazzo, conferma che Mona da anni si può trovare nei dizionari d'italiano. Su tutti. Conferma che Anche in quello di Sabatini Coletti è il collega accademico della Crusca che ha scritto la nota incriminata su sedere il bambino. Le regole spesso sono fatte dal parlante, ci spiega Cortelazzo, ma non possiamo parlare di abilitazioni per le espressioni incriminate. Siamo noi messi tutti assieme che decidiamo se si può dire o non dire una cosa. Sul fatto specifico poi la Crusca non ha mai detto nulla su frasi come uscire il cane o scendere la spazzatura. Ha detto solo, documentandolo, che ci sono molte attestazioni del tipo siedi il bambino. Queste attestazioni ci sono già dall'800. Diverso il caso del termine veneto. Mona, che con le sue molteplici sfumature di significato non infrange nessuna regola grammaticale. Io credo che fuori dal Veneto non sia così chiara il fatto che in realtà è anche un'offesa, quando è un'offesa o quando non è un intercalare, assolutamente bonaria. Insomma, mi hanno dato tante volte del Mona, ma non me la sono presa più di tanto, e poi io giro sempre con 5 schede Mona in tasca che fanno sempre bene.